A Caldo, appena ritrovato il cadavere, la mente è volata subito a Sebastian Lupesco, il bimbo di 5 anni morto per avvelenamento a Naro, e ai suoi due fratellini salvati. A bocce ferme, invece, i sospetti del possibile nesso sono stati spazzati via dagli stessi inquirenti. Ma resta il fatto di un altro fatto di cronaca nel giro di pochi giorni nel territorio agrigentino. Un altro cittadino di nazionalità rumena ucciso. Il cadavere del quarantenne è stato rinvenuto sabato sera nelle campagne di Campobello di Licata, ma sarebbe stato ammazzato in un posto diverso. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima, perché attraverso i canali diplomatici si sta cercando di avvisare la famiglia che si trova in Romania. Una comunità molto presente, quella rumena, nell'Agrigentino. A Naro, a pochi chilometri dal luogo di rinvenimento del corpo dell'uomo, abita la famiglia del piccolo, avvelenato dopo aver mangiato un paio di cioccolatini conditi con il veleno. Ma poteva essere una vera e propria strage. Il pesticida era stato infatti inserito anche nelle arance e in una bottiglia di vino, prodotti tutti collocati all'interno di una busta di plastica lasciata davanti all'abitazione della famiglia. Verso le 9 io sono uscita di casa e sono andata a pediatra con bambino, con la macchina. E non lo so niente. Al ritorno ho capito che il bambino è stato, sono stati tutti avvelenati e quello piccolo sta male. Ma loro da quanto tempo è che abitavano Da qua? poco tempo, dopo Natale, dopo le feste, sono venuti qua. Un mese e mezzo, così. Manco li conoscevo. Il papà se ne andava a lavorare, la mamma quasi non la conoscevo proprio io. Ma i bimbi sempre stavano qui vicino a giocare con la palla, non disturbavano nessuno però. La testimonianza dei genitori del piccolo Sebastian ha escluso qualunque rapporto con il rumeno ucciso, due delitti che comunque hanno in comune la nazionalità di appartenenza. Sono allora ore di lavoro per la Procura di Agrigento per provare a fare luce su entrambi gli episodi criminosi.